Buonasera a tutti ragazzi, come sempre novità su novità. Stavolta la stagione ancora questa degli uragani non smette di sorprenderci, quindi come potete vedere nel cerchio giallo c'è l'uragano Pablo che sta in formazione, adesso si trova di categoria 1 e sta vicino a nord delle Azzorre, quindi tra un po' entrerà in Europa, quindi non sappiamo ancora gli sviluppi di questo uragano, ma si dice che comunque arriverà il suo cammino, diciamo, in Europa. È molto probabile, anche perché sta molto da questo lato qui, quindi sta vicino a Portogallo, come potete vedere dalla cartina, quindi adesso diciamo si metterà in cammino in questi giorni verso l'Europa, quindi si caricherà di umidità, potenza e molta acqua, quindi le acque sono ancora molto calde come ben sapete dalla situazione. I rischi per l'Italia dice che forse l'aggancio che verrà, diciamo, tra l'uragano Pablo e il flusso perturbato di origine atlantica creeranno forse qualche cosa di una nascita di una profonda bassa pressione sul Regno Unito, quindi dal prossimo weekend, no? Da questo qui, diciamo da sabato prossimo, quindi sabato e domenica. Ciao Alfonso. Quindi il prossimo weekend forse raggiungerà il nostro paese sotto forma però ragazzi di perturbazioni, quindi non è che arriverà diciamo qui. Ciao Danny, ciao. Quindi diciamo che a causa di Pablo entreremo forse veramente nel vivo, grazie Danny, entreremo nel vivo dell'autunno, dalle Alpi alla Sicilia. Speriamo che è così perché un po' di Matteo, guardate, io lo desidero veramente, quindi diciamo che è quasi ora che perlomeno al sud Italia un po' di fresco arrivi. Quindi speriamo che dal prossimo weekend, che sarebbe in effetti, eccolo qui, l'ho trovato sabato 2 novembre, quindi raggiungerà il nostro paese non Pablo veramente proprio come uragano, ma sotto forma di, diciamo, di una grossa perturbazione e quindi si avrà questo peggioramento, diciamo, dalle Alpi alla Sicilia. Però giustamente è ancora un po' prestino, però già è categoria 1, quello è sta nel riquadro quello lì giallo, questo Pablo, che al momento ragazzi è categoria 1, quindi è diventato uragano già ieri, quindi e si trova a nord delle Azzorre e quindi diciamo se, questo sarebbe il secondo vortice più settentrionale a raggiungere diciamo l'Europa, anche perché vi ricordate l'altro pure era molto più a destra, sempre vicino all'Europa. Voi calcolate che a fianco dove sta questo giallo cerchietto, a fianco ci sta il Portogallo, quindi dopo il Portogallo ragazzi ci sta l'Italia, quindi sta molto diciamo non vicino vicino, però tanto per intenderci che sta al nostro lato diciamo, quindi salirà sicuramente e poi farà scendere la sua perturbazione, quindi non è che arriverà proprio l'uragano, però come diciamo noi qua a sud arriverà la Rumasuglia, cioè quello che rimane di un uragano, che poi si deve ancora vedere che potenza arriverà. No, Salvatore, no, arriverà sicuramente qui, pericolo no, perché in effetti tenderà a salire, quindi quello che arriverà in Italia sarà quello che sarà rimasto di questo uragano, quindi diciamo, la tempesta tropicale al finale. In effetti quando si declassa rimane la tempesta tropicale e quella forse interesserà a noi, quindi non arriva proprio l'uragano. L'uragano tende a salire adesso, quindi non sappiamo dove colpirà, quindi si presume un'altra volta il Regno Unito, quindi poi dal Regno Unito scenderà sotto forma di tempesta tropicale sull'Italia, quindi dal nord al sud. Quindi questo qui è previsto per il sabato 2 novembre. Quindi raggiungerà, dicono questi qua, il nostro paese sotto forma di perturbazione, dando origine a una lunga fase perturbata e fresca. Quindi è questa il succo della storia, perlomeno per come stanno le cose adesso. Quindi in questi giorni comunque faccio un altro aggiornamento, quindi vedremo più o meno prima di sabato dove sarà,
quindi per adesso in questo momento si trova lì esattamente, quindi poi vedremo man mano dove camminerà, come abbiamo fatto in altri video pure degli altri uragani. Per adesso sta fianco a fianco con il Portogallo, poi vedremo, sicuramente salirà, questo è probabile, e poi scenderà però sotto forma di una tempesta tropicale, quindi avrà già perso la sua forza e la sua consistenza già da parecchio, quindi vediamo. Però come si dice può succedere di tutto, quindi però aspettiamo prima che succede, quindi adesso le previsioni sono queste qua. Poi come dico sempre io, ragazzi, è capace che dopodomani succede qualche altra cosa, quindi non lo so, perché anche perché, ragazzi, le acque adesso sono caldissime ovunque, quindi questo qua mo più cammina su, diciamo, sul mare e più forza contrae, perché giustamente troverà molta acqua calda sulla sua strada, quindi automaticamente con la forza dell'acqua lui si ingrosserà di più e prenderà forza, quindi salirà a categoria 2, categoria 3, poi non lo so, perché dicono che può arrivare a 5, quindi adesso non lo sappiamo con esattezza, però dicono siccome ci sta sul suo cammino tutta questa acqua calda e non toccherà nessuna, diciamo, terra ancora per il momento, quindi penso che si ingrosserà fino alla quinta categoria. Poi non lo so, ragazzi, poi è tutto un mistero, quindi non sappiamo come si evolverà. Loro dicono così, però giustamente può cambiare anche direzione, invece di camminare per l'Italia se ne va dall'altra parte. Quindi diciamo per adesso, come sta adesso, arriva in Europa, quindi perlomeno se controlliamo oggi la sua destinazione è l'Europa. Poi domani è capace pure che si sposta, però non credo, perché non ci sono venti come hanno detto loro, quindi il cammino è sull'Europa, quindi sta marciando sull'Europa. Vabbè ragazzi, ci aggiorniamo man mano, quindi penso domani sera faccio un altro video e vediamo dove sta, e così ci renderemo conto più o meno questo dove arriverà. Vi auguro buona serata a tutti, ragazzi, e ci sentiamo più tardi, dai. Buona serata a tutti. Ciao Frase, ciao Danny, ciao a tutti. Ci sentiamo più tardi, ragazzi. Buona serata.